Buongiorno Presidente. Prima di entrare nel merito delle imputazioni ascritte all'imputato Silvio Berlusconi in relazione alla concussione e l'articolo 600 bis, volevo brevemente ribadire l'importanza della tutela del minore in tema di sfruttamento sessuale, al punto che due leggi importanti sono intervenute nel febbraio 2006, legge numero 38, e la legge del marzo 2008. Entrambi le leggi, se non ricordo male, sono state proprio volute dal governo Berlusconi. Ebbene, con la legge del febbraio 2006, in materia di lotta contro appunto lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia, anche a mezzo internet, che fa sesso previo pagamento con un minore, in cambio di denaro o altra utilità. In sostanza, quindi, lo ripeto, per la prima volta, grazie appunto a delle modifiche importanti che ci sono state nel nostro codice dal governo Berlusconi, è stata inserita una norma a tutela ancor di più dei minorenni. Altra come pene accessorie che sono state introdotte sempre dalla legge del 2006 è che in ogni caso, in caso di condanna dell'articolo 600 septies, previsto appunto che è stato aggiunto come ultimo comma dalla legge sempre del 2006, che l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole o strutture pubbliche o private che siano frequentate prevalentemente dai minori. Ed è di tutta evidenza le ragioni per cui nel momento evidente che viene provata la responsabilità di una persona che fa sesso con un minorenne, il minorenne viene tutelato in tutta la sua sfera. Quindi, a prescindere delle pene accessorie sull'interdizione e quant'altro, addirittura si dice chi commette questo reato non ha la possibilità e non l'avrà più di avere incarico in tutte quelle strutture pubbliche o parapubbliche siano a contatto con persone minorenni. Ma vi di più, nel 2008, e sempre il governo Berlusconi, estende con la legge del 18/3/2008, l'articolo 51 CPP, la competenza distrettuale anche per i reati tra i quali 600 bis ed altri, ter, quater, eccetera. Che cosa significa? Noi siamo abituati a ragionare in termini di distrettuale per i reati di mafia. Cioè noi sappiamo benissimo che le procure distrettuali sono state create e volute perché si potesse avere un contrasto alla criminalità organizzata più incisivo e quindi facendo in modo che con l'istituzione delle distrettuali nei singoli distretti venissero accorpate per una visione d'insieme tutte le indagini in tema di criminalità organizzata. Ebbene, tanto viene sentita la necessità di tutelare i gravissimi reati contenuti in quel titolo del codice che, lo ripeto, il governo Berlusconi viene introdotto l'ultimo comma dell'articolo 51 in cui anche a questo tipo di reato viene estesa la competenza distrettuale. Mutuando anche, se io non sbaglio e mi scuso se commetto un errore, che per esempio le indagini vengono secretate, cioè un anno più un anno. Quindi vengono dilatati i termini investigativi
dando importanza anche a questo tipo di reato, dando la possibilità al pubblico ministero di incidere e quindi compiere indagini a largo respiro. Ecco, questo mi sembrava doveroso inserirlo nel momento in cui andremo a affrontare proprio se, come la Procura ritiene, l'imputato Silvio Berlusconi sia stato responsabile del reato di prostituzione minorile e che abbia commesso il reato di corruzione, di concussione, per fare in modo che almeno in quello che poi vedremo succede nella notte del 27-28 maggio non fosse disvelato all'esterno. Quali sono stati gli strumenti della Procura? Quelli che impone la legge, impone la Costituzione. Il processo è durato parecchio e sia la pubblica accusa che la difesa ha avuto modo, nel doveroso contraddittorio tra le parti, di disvelare e provare in dibattimento quello che si riteneva da parte dell'accusa elemento a carico, da parte della difesa elemento a discarico. Tutto come prevede la legge, come prevede la Costituzione, in un'aula di giustizia. Questa dove ed esclusivamente possono interloquire le parti processuali e difendere e dimostrare la colpevolezza da parte del pubblico ministero, l'innocenza da parte degli avvocati. E non credo che la Procura debba essere in qualche modo rimproverata, che gli elementi a carico degli imputati non sono stati nell'immediatezza dei fatti disvelati all'accusa in modo da potersi correttamente difendere dalle accuse gravi che venivano esternate nei confronti dell'imputato. Ora, noi abbiamo già visto nella prima parte, che ormai risale a più di un mese fa, della requisitoria del collega San Germano, della spiegazione e quindi della responsabilità da parte di persone che ovviamente non sono imputate in questo processo, ma che erano necessarie per rappresentare le ragioni per le quali si è arrivata a quella telefonata e a quel comportamento nel maggio 2010, vi ha dimostrato oltre ragionevole dubbio che presso l'abitazione privata di Arcore dell'allora Presidente del Consiglio le ragazze invitate facevano parte di un sistema prostitutivo organizzato per il soddisfacimento del piacere sessuale di Silvio Berlusconi. Serate che abbiamo visto comprendevano 3 fasi. Ora, per un attimo, dobbiamo ripercorrere la nostra mente storicamente al maggio 2010. Ora, nel momento in cui avviene il fatto, era notorio che intorno alla figura dell'allora Presidente del Consiglio vi erano degli atteggiamenti, ovviamente che trascendevano da tutto quello che poteva essere personale e che non potevano essere ovviamente non noti sia allo stesso Premier, sia ovviamente a tutte le persone che giravano in quel contesto. E quindi, nel momento storico in cui si agisce, già si erano verificati
in passato, recenti, nel 2009, disvelazioni pubbliche di questioni private nell'entourage familiare del Premier, la vicenda Noemi, la vicenda delle indagini di Bari, cioè tutto un contesto che io voglio sottolineare. Perché nel momento, è questo che noi dobbiamo considerare, nel maggio 2010, se da un lato, come dimostreremo, il Premier era ben consapevole dei pericoli e delle conseguenze che avrebbero potuto coinvolgerlo a seguito del fermo della minore, dall'altro lato chi intervenne quella sera in questura non poteva certamente ignorare che quella minore era da ricondurre nella sfera personale del Premier. Questo è la situazione, il segmento che noi abbiamo nel maggio 2010. Da un lato le paure dell'imputato, dall'altro la consapevolezza, per quello che già la stampa, i mass media, le testimonianze, i processi in corso davano un quadro sulla sfera personale del Premier che trascendeva la sfera personale, ma sfiorava ipotesi di reato. Questo non poteva essere certo sconosciuto dai funzionari della Questura di Milano. E allora andiamo ad analizzare nel dettaglio quella che è stato l'evento imprevedibile, e cioè il fermo da parte di agenti della Polizia di Stato in servizio su una pattuglia di Karima El Mahroug. Chi è questa ragazza che proveniva dalla Sicilia? Facciamo una breve riepilogo delle tappe salienti della vita di questa ragazza prima che approda in Lombardia e a Milano. Nel 2006 fugge da casa ad appena 14 anni. Ricordiamo appunto che la minore è nata in Marocco l'1/11/92. Nel novembre 2007 i servizi sociali, in accordo con i genitori, la collocano presso la comunità Nazareth di Macchia di Giarre. A dicembre 2007 di nuovo scappa, viene rintracciata dai carabinieri e riportata nuovamente dai genitori, ma scappa di nuovo. Rintracciata dai carabinieri di Batolato, in provincia di Catanzaro, viene affidata alla famiglia di Loretta Coreo a Badolato e poi a quella della signora, sempre a Badolato, Teresa Lanciano. Il 4 gennaio 2008, a causa dell'inosservanza delle regole, la famiglia affidataria allontana la minore. La famiglia però d'origine si rifiuta di andarla a prendere e quindi i carabinieri di Badolato l'affidano ai servizi sociali che la collocano presso la comunità Mondo X di Badolato Superiore. Il 16/8/2008 la minore viene collocata in un'altra comunità, Penelope dei Giardini Naxos. Nel novembre però, nel 2008, la minore viene sentita al Tribunale dei minori e viene collocata d'urgenza presso la comunità Santa Maria della Strada di Galati, ma dove, peraltro, dopo pochi giorni, il 9/11/2008, si allontana. L'11 novembre 2008 viene collocata presso la comunità Grillo Parlante di Messina, da dove si allontana il 20 gennaio 2009. Il 18 febbraio 2009 viene collocata, sempre in via d'urgenza, presso la comunità Glicine di Messina, dalla quale, come vedremo, si allontanerà il 22 maggio del 2009. Nei confronti della minore abbiamo anche delle denunce. In particolare, il 16 settembre 2007 viene denunciata dai carabinieri di Letojanni per il furto di una borsa. Il 23 ottobre 2008 viene denunciata per furto di un portafoglio dalla signora Simona
Fleri. Il 3 marzo 2009 viene denunciata per il furto di un bracciale dalla signora Fragata. A sua volta vedremo che la minore denuncerà la signora Fragata per induzione alla prostituzione. Nel settembre 2009 partecipa al concorso una ragazza per il cinema a Sant'Alessio Siculo, in provincia di Messina. In quel momento la minore è minorenne e non v'è dubbio che questo sia conosciuto quindi sin dal settembre 2009 non solo dagli organizzatori, il signor Claudio Zangari, Grasso Giovanni, Lopresti che era proprio l'organizzatore, Zangari era il fotografo. Tutti in dibattimento vi hanno riferito che erano perfettamente a conoscenza della minore età della signora Elmarug. Non solo, ma anche nella scheda di presentazione che è stata acquisita in atti, anche se da false generalità, dichiara di essere nata l'1/11/92. Ora, in quel momento la minore era scappata, fuggita dall'ultima comunità dove era stata collocata e quindi non disvela il proprio cognome, ma, lo ripeto, dice e conferma e ratifica per iscritto che è minorenne, circostanza, lo ripeto, conosciuta dagli organizzatori. Non solo. Vedremo che proprio per non farsi eventualmente che qualcosa possa giungere agli orecchi delle istituzioni, dà come recapito telefonico un numero, e poi lo riprenderemo in una seconda fase quando analizzeremo il periodo in cui Ruby arriva a Milano, un'utenza telefonica 349 46 16 295, che è risultata intestata come dato documentale alla signora Giannetto, residente a Messina, che però quindi mai posseduto come cellulare dalla Ruby, e però noi sappiamo che una macchina, perché il cellulare non è altro che una macchina, un apparecchio, un qualcosa che può essere intestato a Ilda Boccassini ma essere utilizzato da Antonio San Germano. Ebbene, come vedremo nell'analisi successiva, però questo nominativo, questo numero di telefono non si è mai interfacciato con il cellulare in uso e nella disponibilità totale della minore. Ora, chi conosce la minore in questo concorso? La persona che poi, come vedremo, gli ha cambiato la vita, ma come noi sosterremo in termini economici, anche se all'epoca evidentemente Emilio Fede, all'epoca direttore di Rete 4, non era assolutamente consapevole di questo, perché appunto il direttore Emilio Fede era il presidente della giuria, che oltre ogni ragionevole dubbio sin dal settembre 2009 era consapevole che la persona che aveva di fronte, che vede al concorso, che ne sente l'intervista, di cui si fa parte dirigente perché si fa carico della storia di questa ragazza, poi vedremo che storia invece è realmente la storia della minore, quindi sa, lo dice, lo conferma, che è una minorenne, e quindi siamo addirittura nel settembre 2009. Ricorderete, è stata acquisita in atti la registrazione dove il presidente della giuria, e quindi Emilio Fede, sottolinea
lui stesso, che c'è una ragazza di 13 anni, se non sbaglio egiziana, mi sono commosso, solidarizzato, ma non soltanto a parole, perché poi bisogna seguire con i fatti. Sta ragazza non ha più i genitori, tenta una via che cosa, non è certamente quello della bellezza, eccetera, eccetera. Quindi è documentato, poi vedremo le bugie, le falsità, le verità della minore. Quindi nel settembre 2009, dove dopo un percorso di una ragazza sicuramente che voleva uscire dalla sua situazione familiare, si avvicina a questo concorso e ha la fortuna o la sfortuna di conoscere ed entrare in sintonia con Emilio Fede, come vedremo. Che cosa appare di questa ragazza? I genitori vive in un contesto familiare di grande decoro, ma modesto. Genitori, padre che lavora, una madre che accudisce i figli, la casa. Immigrati dal Marocco, che però in Sicilia fanno una vita nuova. La minore è sicuramente una ragazza intelligente, furba, che, come purtroppo una parte dei giovani delle ultime generazioni, ha un solo obiettivo, quello di poter entrare nel mondo dello spettacolo, di fare soldi, non un percorso e quindi con un obiettivo di guadagno facile, il cosiddetto purtroppo sogno italiano, potremmo dirlo, di una parte della gioventù che non ha come obiettivo il lavoro o la fatica e lo studio, ma quello di poter accedere a dei meccanismi che gli consente di andare nel mondo televisivo, la televisione, il cinema. Ecco, questo obiettivo sicuramente ha accomunato la minore con la stragrande maggioranza, direi tutte, le ragazze che sono qui sfilate e che frequentavano la residenza privata dell'imputato Berlusconi. Extracomunitarie provenienti da passati di povertà e miserie, prostitute, che esercitavano l'attività di prostituzione, ragazze anche di buona famiglia, anche con lauree, torneremo, basti pensare alla figura della Tumini, persone che avevano e hanno un ruolo nelle istituzioni e che pure avevano un ruolo all'interno delle serate organizzate ad Arcore. Basti pensare alla parlamentare europea Licia Ronzulli, basta pensare all'onorevole Maria Rosaria Rossi. Un flash, intercettazione del 24 agosto 2010 tra la Rossi ed Emilio Fede. Ecco perché io ho due amiche, dice Fede, è la rappresentante delle istituzioni. Che palle che sei, due amiche, quindi bunga bunga domani mattina? Sempre la rappresentante delle istituzioni. Aspetta però, dimmi quando sei tu e le altre, avverto la cucina. È sempre lei? Mi devo vestire da femmine pure stasera. Ecco, questo è un piccolo spaccato delle serate, vi ha ampiamente riferito con dovizia di particolari il collega San Germano. Ebbene, in questo contesto delle serate dove c'è di tutto si colloca anche il sogno della Karima. Tutte le persone che abbiamo visto sfilare in un modo o nell'altro
a qualsiasi prezzo, dovevano e volevano avvicinare il Presidente del Consiglio, perché con la speranza o certezza di ottenere favori in cambio, denaro, introduzioni nel mondo dello spettacolo, come peraltro è avvenuto, perché questo è un altro dato documentale che abbiamo appreso dalle stesse parole delle testi. Ora, per assurdo, in questa situazione, la minore extracomunitaria, persona, lo ripeto, intelligente, furba, di quella furbizia proprio orientale delle sue origini, riesce a sfruttare la propria essere extracomunitaria. I genitori non riescono a gestire questa figlia, sono persone umili che non riescono a tenerla a freno, scappa in continuazione dalle comunità, viene affidata a delle famiglie, i genitori non ce la fanno perché sanno che ha in mente un solo e unico percorso. E sfrutta intelligentemente, lo vedremo poi nelle dichiarazioni, ovviamente menzognere, che sfrutta a proprio vantaggio l'essere straniera e l'essere figlia di musulmani, cioè in un contesto sociale, in una realtà purtroppo in Italia dove l'integrazione non riesce ancora ad inglobare due culture diverse, quindi assistiamo a fatti di una gravità inaudita rispetto a persone, a ragazzi, a giovani che vogliono non essere soffocati da una cultura di origine diversa da quella occidentale. Ebbene, invece la nostra minore riesce a sfruttare questa situazione ed sono singolari non solo, quindi, le dichiarazioni dei genitori. Che cosa dice il padre? Ha cominciato a scappare da scuola, poi tornare, poi tante volte l'hanno preso i carabinieri, è scappato dalla comunità, eccetera, eccetera. Quando scappo io vado sempre dai carabinieri a cercare lei. Ecco, possiamo immaginare che una persona così sia un padre padrone? Sia una persona come ha voluto far credere la minore e come gli ha fatto comodo far credere che ci sia una situazione di violenza, al punto che le sue fughe non fossero dettate dal sogno negativo italiano, e cioè di percorrere un discorso di soldi facili, tanti vestiti, tanti vestiti griffati, e non appartenere a un contesto di miseria, non miseria, Presidente, di vita decorosa ma umile, di genitori che si spaccano la schiena per lavorare. Basta pensare alle dichiarazioni della madre del 30/9/2009 che sono state acquisite in atti. Che cosa vi dice la madre? Karima ha sempre sofferto di un complesso di inferiorità verso gli altri bambini, che magari avevano di più, e quando andava a scuola raccontava che la sua famiglia era ricca, che suo padre era proprietario di vari negozi. Si rammaricava per la vita che faceva. Ecco, questo è la Ruby che arriva a Milano nell'ottobre 2009. È un particolare che ancora recentemente viene ripetuto e raccontato con falsità e che, consentitemi, con un certo disprezzo nei confronti di quelle situazioni che veramente vivono atmosfere di violenza, è quella del famoso olio bollente. E allora ancora che cosa dice la madre? Racconta come quelle scattature Karima se le era procurate.
e cioè che era piccola, stava accanto a lei, stava giocando seduta a terra, io passando vicino a lei, una patata di olio bollente è caduta e lei si è scottata. Questa è la realtà di Karima El Mahroug che arriva a Milano. Primo periodo milanese. Ancora una volta sfrutta la sua appartenenza ad essere una ragazza extracomunitaria. Che cosa ricostruiamo nel primo periodo dalle celle del suo cellulare? Dal 6 giugno al 24 ottobre non v'è dubbio che la minore è in Sicilia, perché le celle che aggancia col suo cellulare sono dislocate nella provincia di Catania e Messina. Dal 25 ottobre al 13 gennaio, come vedremo, non v'è traffico su quel cellulare, quindi è un periodo in cui i contatti, almeno telefonici, che lei ha non è stato possibile ricostruire perché il cellulare che sicuramente aveva in uso non ha traffico. Né è stato accertato che in quel periodo avesse la disponibilità di un ulteriore cellulare. Dal 14 gennaio 2010 possiamo dire, ma poi vedremo che anche in ottobre, novembre, dicembre lei sarà in Lombardia, ma diciamo che da quello che risulta documentalmente, dal 14 gennaio, lei è in Lombardia, fino al 4 febbraio copre sempre delle celle di Peschiera Borromeo. Dal 4 febbraio al 16 marzo aggancia celle di copertura della zona di Corso Buenos Aires, dove vedremo vi è l'abitazione di Katia Pasquino. Dal 17 al 24 marzo 2010 la minore è in Sicilia. Ricordiamoci infatti che il 19/3/2010 viene controllata dalla polizia ai giardini Naxos. Tra il 24 e il 30 marzo è in Calabria, dal 30 marzo al 5 maggio, ovviamente 2010 Presidente, è a Milano e dal suo tabulato e con il suo cellulare aggancia celle dislocate sempre nelle vicinanze di Corso Buenos Aires, quindi compatibili con l'abitazione di Katia Pasquino. Dal 6 maggio al 19 maggio è in Sicilia, dal 21 maggio al 5 giugno è a Milano e aggancia quasi esclusivamente celle compatibili con l'abitazione di via Villoresi 19 della Consensuao. Che cosa fa la minore in quel periodo? Io dividerei e lo collocherei fino al 14 febbraio, che come vedremo è la prima volta, almeno documentata, che si reca ad Arcore. Vive di espedienti e qui abbiamo numerose testimonianze. Garoppo, Gandini, che ci dicono, Samarati, che poi torneremo spesso sulla testimonianza di Samarati. Samarati è un uomo, cioè una persona che vive, come lui stesso dice, di notte, che frequenta un certo tipo di giro di persone, che conosce la vita notturna di Milano, che conosce, possiamo dire, le persone che gravitano in certi locali, in certi alberghi, quello che si fa e quello che significa essere, per esempio, una donna immagine, che darà lavoro a la Ruby, che l'ospiterà anche a casa la Ruby,
e vedremo come dirà, quando al momento che affronteremo quella situazione, che Ruby la sensazione, anche se non la certezza, perché dice io non l'ho mai vista, ma per come io conosco quell'ambiente, per come vedevo che la persona aveva disponibilità di denaro anche di 5.000, 7.000 euro, eccetera, non poteva non fare meretrice del proprio corpo. Ora, sappiamo poi che a Milano sicuramente Ruby entra in contatto con l'Elemora. Il primo contatto che noi abbiamo documentale, e poi lo esamineremo nel dettaglio, è proprio il 14 febbraio. Vi è una conversazione alle 15:46 che dura 89 secondi. E allora a questo punto ci sarebbe già da chiedervi, e vi dovrete chiedere, ma attesa la testimonianza di Zorzetto in dibattimento, dove viene allegata la famosa scheda di Ruby che non era stata mai esibita prima nel procedimento penale, quindi compare in dibattimento inoltrato, se non sbaglio proprio qualche mese prima della fine della fase istruttoria. Ebbene, da questo documento noi vediamo che la minore dà ancora una volta le false generalità, le stesse che aveva dato per il concorso in Sicilia, e guardate, questo è un documento, dà come numero di cellulare lo stesso che compariva nella scheda del concorso, e cioè quel cellulare che vi ho detto, che non ha mai avuto contatti con la Ruby, non esiste nessun tipo di contatto né con la signora intestataria di quell'utenza né con altre persone a lei vicine, eppure il 14 febbraio del 2010 Fede la chiamerà sul suo cellulare. Ebbene, questa prima considerazione. Ma se questa scheda era finalizzata a dare lavoro, mi sembra che si faceva riferimento a una trasmissione di Chiambretti, eccetera, ma noi veramente vogliamo immaginare che una persona che arriva a Milano con il solo scopo di poter lavorare in quell'ambiente che ha sempre sognato a qualsiasi prezzo e a qualsiasi modo, compili una scheda con false indicazioni, e quella più falsa, consentitemi, è il recapito telefonico, cioè l'utenza tramite la quale il signor Zorzetto, segretario di l'Elemora, doveva contattarla per fare in modo che avesse dei provini per entrare nel mondo agognato che è quello dello spettacolo. Io ne ho viste tante, devo dire, nella mia carriera, però questa mi sembra veramente forte, veramente forte. Cellulare che invece c'ha, è come se non ce l'ha. E guarda caso, come vedremo quando analizzeremo nel dettaglio e documentalmente il percorso di Ruby il 14 febbraio, noi vediamo già che alle 15:46 per 89 secondi Ruby si mette in contatto con l'utenza, sicuramente nella disponibilità di l'Elemora. Prima del 14 febbraio, quindi, non abbiamo dubbi che la Ruby si prostituisce e che ha consistenza di denaro che non può in altro modo procurarsi se non quello, così come, lo ripeto, ci viene confermato da Samarati Massimo, molto interessante, soprattutto il contesto in cui lui colloca la minore in quel periodo.
1.000 euro in tasca e dice: guardate, io faccio questo mestiere, l'animazione, una ragazza che fa animazione, che significa fare ridere dei clienti stupidi, scusate questa mia digressione, a un tavolo che arriva una ragazza, una bella ragazza, semmai con vestiti un po' succinti e lo fa ridere, ma chi dà 1.000 euro? No, va bene tutto, ma insomma la stupidità umana raggiunge livelli immaginabili, ma questo effettivamente è difficile da poter credere. Ebbene, Samanati ha visto più di una volta la minore che aveva a portata di mano perché lavorava con lui, ripeto, una persona che faceva fare anche questo tipo di lavoro. Soldi. E ci dà anche altri particolari, come la volta che la minore va nel locale con un signore certamente non giovane, con una Bentley, e mangiano, ovviamente conto pagato da questa persona che ovviamente non è stata identificata, ma non ve n'era la necessità, che dimostra incontrovertibilmente, con altri elementi che poi vedremo, che in quel momento, in quel periodo, che non aveva denaro, che non aveva nessun tipo di occupazione, che faceva appunto la donna immagine, come poi dichiarerà lei stessa e dirà anche che si prostituiva, non v'è dubbio che il denaro per sopravvivere a certi livelli, perché poi vedremo testi che addirittura parlano di vestiti griffati, di firma, pagati in contanti, e insomma andare al Quadrilatero e entrare in uno di questi negozi di firme, una borsa meno di 1.500 euro non costa. Ecco, questo era il tenore di vita che faceva la minore, vivendo di espedienti, andando di casa in casa, facendo emergere quello che vi dicevo io prima, e cioè di una ragazza che sapeva sfruttare a proprio vantaggio l'avvenenza fisica da un lato e il fatto di essere musulmana e quindi di far credere del padre padrone, di subire angherie, di essere scappata da una situazione di violenza. No, questa era Ruby, questa è Ruby. E poi ci sono le sue dichiarazioni che poi esamineremo. Anche lei, nel periodo, siamo quindi pre-febbraio, quindi 14 febbraio, parla della Simona, del fatto che doveva fare la escort, che doveva ricevere dal cliente 500 euro, avrebbe ricevuto dal cliente 500 euro che poi sarebbero state divise tra lei e la Simona. In questa fase conosce anche la Pasquino, che vedremo essere poi la scheggia impazzita, quello che ha determinato questa situazione che oggi ci vede qui in quest'Aula. E il fatto che avesse disponibilità di denaro ce lo confermano più testi, a cominciare dalla Pasquina, che dice: gli ho visto anche 5.000 euro. Sempre la Pasquini, di vestiti costosi ne aveva tanti, ogni giorno a comprare uno, vestiti lussuosi. Caroppo, gestore del Cactus, del ristorante, l'ho vista con cifre ammontanti anche a 2-3 mila euro, erano sempre banconote da 500 euro. L'abbiamo visto nella testimonianza di Villa, aveva sempre denaro abbondante, anche 1.000 euro alla volta. Ecco, in questo contesto, in questa situazione, la minore arriva ad Arcore, si materializza ad Arcore. Ricapitolando, abbiamo che viene presentata al segretario di Lele Mora, però per farsi del male da sola, pur vivendo soltanto con questo sogno, da un numero dove lei non poteva essere rintracciata. Non ha una casa, vive di espedienti, si prostituisce,
e gira prima a casa di Samarati, poi si fa ospitare da altri, poi abbiamo il primo periodo a Boschiera Borromeo e difatti abbiamo anche le celle che coprono quella zona. Ora, come è arrivata la minore ad Arcore? Ora, quando il 14 febbraio arriva ad Arcore, io non posso ancora una volta se non fare riferimento agli elementi che vi ha evidenziato il collega San Germano, e cioè il sistema prostitutivo organizzato per il soddisfacimento del piacere sessuale di Silvio Berlusconi da 3 persone in particolare: Fede, Minetti, Mora. Chi sono per quel giorno i personaggi? Ci sono o non ci sono il 14 nella vita di Karima per Arcore? Questi 3 protagonisti ci sono e vedremo con quale ruolo ognuno dei 3. Ora, nel momento in cui il 14 febbraio, e vi anticipo, al di là di ogni ragionevole dubbio, la minore viene portata ad Arcore da Emilio Fede. Emilio Fede sapeva che quella ragazza era minorenne perché era stato il presidente della giuria del famoso concorso di bellezza, quindi non poteva non sapere. Ora, prima di entrare nel dettaglio documentale, voi avete sentito il collega San Germano che vi ha illustrato, è entrato nel particolare come era doveroso fare, vi ha illustrato quello che sono contenuti di intercettazioni telefoniche che nessuno si poteva inventare, sono lì, sono state periziate, abbiamo sentito le voci delle persone che hanno illustrato la situazione che era ad Arcore e il ruolo che hanno avuto queste 2 persone, Fede, Mora. E in quel momento qualcuno poteva dubitare, e ancora possiamo dubitare, del rapporto di amicizia, di collaborazione, di fedeltà assoluta di Emilio Fede nei confronti dell'allora Presidente del Consiglio. Possiamo veramente immaginare che in quel contesto una persona che ha, come lui stesso ha dichiarato fino al licenziamento, la sua vita, il suo credo al Presidente del Consiglio, non l'abbia avvertito, non gli abbia detto sin dal primo momento che stava introducendo nelle serate di Arcore anche una minorenne. Poco importa, Presidente, se effettivamente chi è che ne dimostra di più? Perché proprio il governo Berlusconi, il ministro delle pari opportunità, ha dovuto incrementare non solo nelle pene, ma individualizzare tutta una serie di pene per proteggere i minori? E non è che nel codice si può scrivere, no, un momento, parentesi, se una ha 18 anni ma ne dimostra di più non è più minorenne. Ma scherziamo? Ci sono dei paletti e questi paletti sono stati messi proprio per tutelare una persona minore degli anni 18. Ebbene, quindi i protagonisti di quella serata, come vedremo, sono questi 2, Fede, Mora. Che tipo di rapporto esisteva tra Emilio Fede e Mora in quel contesto? Anche qui abbiamo visto, al di là di ogni ragionevole dubbio, perché sono dati documentali che ci arrivano da documentazione bancaria, che Lele Mora aveva un interesse assoluto a favorire
Silvio Berlusconi. Le sue società stava in fallimento, la sua vita era attaccata ad un filo e aveva bisogno di denaro, di tanto denaro. Ebbene, con l'aiuto anche di Emilio Fede, che poi ne avrà ricavato un beneficio pugnalando alle spalle, perché se gliel'avesse detto non credo che l'imputato Berlusconi si sarebbe sottratto a non dare una somma a Emilio Fede. Ebbene, comunque in questa situazione ha aiutato il sodale Mora e il presidente Berlusconi, all'epoca presidente del Consiglio, ha elargito una somma gratuitamente pari a circa 5 milioni di euro a Lele Mora, salvandolo o cercando di salvarlo dal fallimento. Poi sappiamo come è andata a finire. Soldi che lui ha intascato, soldi che in parte sono andati in Svizzera, soldi che in parte, d'accordo, sono andati a Emilio Fede. Questo è il contesto del 14 febbraio 2010. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio. Ricapitolando, 14 febbraio non solo Emilio Fede era a conoscenza della minore età, ma anche Mora. Questo ce lo conferma la minore nel corso dell'interrogatorio del 6/7/2010, in cui dice: in un primo tempo gli avevo detto che avevo 18 anni, ad un certo punto, vedendo in Mora un atteggiamento paterno nei miei confronti, ho deciso spontaneamente di dirgli che ero minorenne. Quindi i maggiori protagonisti di questa prima serata sono entrambi consapevoli che stanno lì portando una minorenne. Seguiamo il percorso di quella giornata, riportiamoci al 14 febbraio. Come avevo già detto, il primo contatto documentato tra Karim e Lele Mora è appunto il 14 febbraio, 15:46, 89 secondi. Alle ore 16 abbiamo un'altra conversazione tra la minore che chiama Mora. Che cosa ci dice il cellulare della minore? Che è ancora a Milano, la conversazione dura 60 secondi, lei è ancora a Milano, le celle che impegna nella telefonata sono nell'abitazione di Katia Pasquino, quindi lei è a casa, quindi lei ha 2 telefonate con Mora. Poi vedremo che è importante anche questo. Successivamente vediamo che lei ha contatti con la signora Randazzo. Abbiamo una prima conversazione di 222 secondi alle 18:27 e alle 19:57, dura 17 secondi, abbiamo una prima chiamata verso Taxi Blu Consorzio Radiotaxi e alle 19:58, probabilmente in quel momento non vi erano tassi disponibili, così posso interpretare, ma non credo di essere particolarmente intelligente per così elaborare un dato documentale, perché alle 19:58.38 per 69 secondi, quindi una telefonata un po' più lunga, indirizzo, chiama Yellow Taxi Multiservice SRL. Quindi alle 19:58 Ruby è a casa e chiama un taxi. Vedremo dove va con questo taxi. Nel frattempo però continuano i contatti con Lele Mora. Alle 20:05 per 18 secondi è la minore che chiama Mora. Alle 20:18 abbiamo un altro tentativo, ritengo, perché un secondo e quindi o è un messaggio o un tentativo di chiamata, sempre della minore verso il cellulare di Mora.
è in movimento, quindi è sul taxi, e continua a scambiarsi una serie di SMS. Attenzione, perché questo è un dato rilevante che poi lo spiegheremo nella sua importanza quando esamineremo le dichiarazioni della Pasquini. Quindi abbiamo una serie di SMS con Katia Pasquini e Randazzo Grazia. Alle 20:29 sono tutti SMS, dirò poi quali sono le conversazioni con Caterina Pasquino, è sempre lei che chiama, Presidente. Alle 20:30 un SMS sempre con la signora Randazzo, alle 20:45 123 secondi invece una conversazione con la signora Randazzo, e in questo momento alle 20:45 aggancia già la cella di Palazzo Canova Milano 2 Segrate. Alle 20:51 vi è un tentativo di conversazione con la signora Randazzo e anche in questo caso aggancia la cella Palazzo Canova Milano 2 Segrate. Ricapitoliamo quindi. Nella giornata del 14 febbraio l'utenza della minore dalle 4:53 alle ore 21:51 ha effettuato traffico. Dalle 4:53 alle 20:36 ha sempre agganciato celle dislocate a Milano. Dalle 20:37 alle 20:51 ha agganciato celle dislocate a Segrate. Questa utenza poi rimane inutilizzata per 6 ore e 45 minuti fino alle 3:38 del 15 febbraio 2009. Al 15 febbraio alle ore 3:38 ha agganciato una cella di via Crispi a Milano. Quindi il 14 febbraio, a partire dalle 19:57, quando viene chiamato il taxi, noi possiamo avere tutto il percorso. Via Doria, via Piccinni, piazzale Loreto, viale Monza alle 20:27, via Siago alle 20:30, via del Ricordo 20:31, 20:36 parcheggio ATM Cascina Gobba, 20:37 Palazzo Canova Milano, 20:38 Palazzo Canova Milano, 20:45 Palazzo Canova Milano, 20:51 Palazzo Canova Milano Segrate. Ora vediamo una cosa, posso già dirla subito, ed è un altro dato documentale. Lele Mora non sarà ad Arcore perché dalle celle del suo tabulato non solo non è lì, ma in quella giornata era di ritorno dalla Svizzera. Quindi Lele Mora abbiamo contatti telefonici, ma non sarà, come falsamente hanno dichiarato i testi e soprattutto l'imputato, non è stato Lele Mora ad accompagnare quella sera ad Arcore la minore e non era neanche presente. Ora, ripeto, andiamo a vedere dal cellulare che aveva la disponibilità Emilio Fede, 335 220 147, dove si trovava il 14 febbraio. Dunque, dalle telefonate che fa o riceve, le celle rimangono agganciate a celle di Segrate, dove appunto sappiamo tutto, perché ci sono gli studi di Rete 4, fino alle 20:57. Dalle ore 21:37 fino alle ore 1:36 del giorno 15 febbraio aggancia celle che coprono la località di Arcore. Quindi le celle che aggancia quel giorno negli orari e nel contesto che a noi interessa sono 19:42 via Volta Segrate,
20:33 via Volta Segrate, 20:57 via Volta Segrate, 21:10 Corso Monforte, 21:25 via Folli 17 Lambrate, 21:37 via Buonarroti Arcore, 21:37 via Petrarca Lesmo Sud, 21:45 via Buonarroti Arcore, 22:29 via Petrarca Lesmo, 22:32 via Buonarroti Arcore, 22:45 Parco Biassono, 22:46, 22:47, 22:48, 23:19 tra Buonarroti Arcore, Lesmo Sud. Quindi non v'è dubbio che anche lui si è recato ad Arcore. Vedremo poi dal combinato delle celle che non v'è dubbio che la minore, che è arrivata con un taxi a Segrate, ha continuato il suo percorso ad Arcore con Emilio Fede. Quindi è falso quello che lui dichiara quando nel corso dell'interrogatorio ai sensi del 210 dice che ad accompagnarla è stata l'Elemora, perché vi ho detto che in maniera incontrovertibile risulta che l'Elemora non c'era. Anzi, aggiunge, mentendo spudoratamente, perché ha anche la facoltà di non rispondere volendo, che, come hanno mentito altri, che addirittura fu l'Elemora quella sera che era ad Arcore dicendo l'ho accompagnata io. Quindi, a fronte di queste risibili difese ridicole, perché nel momento in cui sono stati depositati gli atti io mi chiedo perché non si fa lo sforzo, visto che è costata parecchia fatica, ma era giusto e doveroso che i pubblici ministeri mettessero a disposizione tutto quello che emergeva dalle carte processuali, perché qualcuno non ha avvertito Fede che era forse meglio su quella domanda avvalersi della facoltà di non rispondere, perché quello che lui stava per dire era in assoluto contrasto da un dato documentale. Vedremo poi nel prosieguo che Fede è stato presente a delle serate di Arcore tante volte, ma in concomitanza con la Ruby il 27 e il 28 febbraio, tra il 27 e il 28 febbraio, il 4 e 5 aprile, tra il 4 e il 5 aprile Pasqua del 2010, il 24 e il 25 aprile, tra il 1 maggio e il 2 maggio. Quindi ha avuto più occasioni di incontrare Ruby, questo lo ripeto è un altro dato documentale perché lo richiamiamo dalle celle del suo cellulare aperto e che non può esservi ombra di dubbio che avesse lui nella sua disponibilità dal tipo di chiamate ricevute e fatte. Quindi non è vero, altra falsità, che l'ha vista in una, forse due occasioni, perché come vedete ben 4 volte era presente anche lui. Ora appunto andiamo a vedere la prima volta chi incontra la Karima. Abbiamo detto Emilio Fede, la Minetti e la Berardi Iris. Quindi conosce, immagino, per la prima volta 2 persone. Ovviamente può essere un dato in difetto, ma io devo basare sui dati che ci danno la lettura dei tabulati che sono state fatte sulle persone che sono state individuati come partecipanti alle feste o che comunque la procura riteneva doveroso e importante chiederne i tabulati. Non è stato fatto certamente per tutte le persone che
si è visto accedevano alle famose serate di Arcore. Quindi allora, anche con delle cose diverse, che come vedremo la minore usa tra verità e falsità, dice una cosa vera quando nell'interrogatorio, in uno degli interrogatori, afferma che il 14 febbraio è la prima volta che va ad Arcore, che era stata chiamata da Emilio Fede e che era venuta a prenderla. Ecco, qua abbiamo la limousine, abbiamo l'autista, eccetera. Probabilmente si confonderà, nella sua abilità non sempre riesce, tra falsità e verità. Sta di fatto che è vero, il 14 febbraio lei va ad Arcore, è la prima volta, quella che è stata documentata, è vero che la porta Emilio Fede, quindi dice assolutamente una cosa vera, vestendola di quella sua alia di bugie che è tipico della sua, ma anche insomma di una ragazza giovane, molto giovane, non dimentichiamoci, nonostante l'apparenza fisica, per carità, che è una minorenne. Ora, dal tabulato sempre della minore, che è stato preso dal 1 gennaio 2010 al 14/7/2010, ricordiamoci che poi avremo invece contenuti di intercettazioni telefoniche successive e quindi dati diversi. Ma fermandoci a questi dati, andiamo a vedere poi con chi la minore si interfaccia con le persone che evidentemente e sicuramente ha conosciuto ad Arcore. Con la Minetti ha 122 contatti, il periodo è dal 23 febbraio 2010 al 9 giugno 2010. Quindi noi vediamo che con la Minetti entra in sintonia, possiamo dire, quasi subito, pochi giorni dopo, perché, ripeto, se noi diamo per scontato che si sono conosciute il 14, il 23 già abbiamo cominciano i contatti e ne abbiamo tanti fino al giugno. Garcia Polanco, dal 16 febbraio al 4/6, 2 giorni dopo, Arcore, dove non risulta dal cellulare che aveva la presenza della Polanco, però noi abbiamo una conoscenza di Ruby con la Polanco. Miriam Loddo, 41 contatti dal 2/5, e questo è un altro dato importante che torneremo dopo, io oserei dire, poi lo dirò anche dopo, una strategia suicida rispetto alla posizione della Loddo, il 2/5/2010 al 27/5/2010. Lele Mora, abbiamo 40 contatti, dal 14 febbraio, come abbiamo detto, al 7/6/2010. Poi con la Gonzales Ferreira abbiamo contatti dal 27 aprile al 26 maggio. Con la Gomez Lima Silva Pogliana abbiamo 14 contatti dall'11 aprile al 25 maggio 2010. Con Fede avremo contatti dal 26/4/2010 al 23/5/2010, almeno sull'utenza, questa utenza che lui utilizzava e che abbiamo visto interfacciarsi il giorno 14. Con la Barbara Guerra dal 6 aprile al 29 maggio, con il cellulare in uso al ragioniere Spinelli dal 26 maggio, e questo è un dato significativo come vedremo, perché al 1 giugno 2010
poi avremo, come saranno illustrate, intercettazioni con Spinelli, però guardate questo dato, dal 26/5 all'1/6. Mentre abbiamo potuto constatare, sempre per tabulas, leggendo i contenuti delle intercettazioni telefoniche, non solo il ruolo della Minetti, un rappresentante delle istituzioni che gestiva le ragazze di via Olgettina e quindi le continue richieste poi di denaro che venivano fatte a Spinelli direttamente, poi vedremo anche il ruolo di Spinelli, e abbiamo visto e vedremo come anche le ragazze si interfacciano con Spinelli. Ebbene, noi però, è sintomatico che la Ruby non ha necessità, dal 26/5/2010 lei già frequenta Arcore, già è andata più volte ad Arcore, eppure non ci sono rapporti. Poi vedremo invece come incalzano i rapporti in un periodo successivo anche alle sue dichiarazioni, come vi è il pathos delle richieste della minore. Ma questa data, benché altre frequentatrici che sicuramente si prostituiscono ad Arcore, che sicuramente ricevono regali e fanno denaro, regali e fanno richieste a Spinelli, questa necessità Ruby, almeno fino al 27 maggio, non l'aveva e ha e non può avere che un unico significato. Lei aveva direttamente dall'imputato Berlusconi quello che gli occorreva per vivere, in cambio delle serate ed altro ad Arcore. Poi abbiamo i contatti con la Fagioli Barbara, anche questi cominciano subito, dal 28 febbraio entra in amicizia, in collegamento. La Berardi Iris dal 27 febbraio 2010. Quindi vediamo che, almeno da quello che risulta dai suoi cellulati, si interfaccia anche con persone che ha incontrato quel giorno e che incontrerà successivamente. Ora, ci sono o non ci sono state altre serate ad Arcore dopo il 14? Certamente sì, e sono tutte documentate. Ora, è importante focalizzare in questo momento una dichiarazione della Pasquino, che poi sarà la scheggia, lo ripeto, scheggia impazzita che causerà la situazione. Cosa dice la Pasquino? E come è comprensibile che cerca con fatica di confermare quelle cose che aveva detto in istruttoria in aula, come abbiamo visto tutti i testi intimiditi da una determinata situazione, e non considero quelli che ho sempre considerato i testi ostili, e cioè le persone che frequentavano Arcore, ma le persone che in un modo o nell'altro avevano reso delle dichiarazioni, di un certo tipo, e che poi in dibattimento è stato difficile, in alcuni casi complicato, far esternare quegli stessi concetti, se non dopo tante contestazioni, che avevano esplicitato nella fase istruttoria. E una di queste è la Pasquino. Che cosa dichiara la Pasquino nel luglio 2010? Ricordo che diceva di essere molto amica del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, con il quale a suo dire è stata spesso a casa del Premier, dove ha cenato, ballato e fatto sesso con lui, il quale le dava molto denaro. Dopo varie contestazioni, nell'udienza del 26/3/2012 in pratica conferma questo, ma aggiunge ride, cioè nel senso che me lo diceva ridendo. L'aggiunta e certamente potrebbe essere non di poco conto. No, scusate, una bottiglietta d'acqua. Quando vuole il pubblico ministero interrompiamo, ci avverta pure lei. Vado avanti un po', poi glielo chiederò. Ora,
Quindi la differenza che noi troviamo, che potrebbe essere non di poco conto, però sì, è vero che mi ha detto queste cose, ma rideva, come a dire, non erano vere. Allora, andiamo a vedere se sempre dal tabulati, oltre che dalle dichiarazioni che poi farà la stessa Karima, ma ci arriva alla fine, io esamino quello che mi emerge per tabulas. È vero, risulta che mi chiamava al telefono e mi diceva quando ad Arcore, eccetera. Sì, Presidente, perché noi abbiamo visto che non solo, lasciamo perdere il 14 febbraio che è il primo giorno e va, però noi vediamo che successivamente alle date che poi andrà la Karima, lei è in contatto con la Pasquino. Il 20 febbraio le manda un messaggio alle 21:04 e lei sicuramente dalla cella è ad Arcore la minore, e lo stesso alle 22:12 gli manda un ulteriore messaggio. Il 27 febbraio alle 22:33 abbiamo un ulteriore messaggio. Il 28 febbraio abbiamo una telefonata ed è la minore che la chiama, che dura 4 minuti e 53 secondi con la Pasquino. Quindi lei è lì e la chiama. Viveva insieme a lei in quel periodo, dividevano le stesse cose. La Pasquino sapeva e ci ha riferito che Ruby si arrangiava per vivere facendo anche la prostituta e che aveva disponibilità di denaro e che vedeva forse somme di denaro prima e dopo Arcore ancora di più, che andava in negozi, comprava vestiti firmati, eccetera. E allora, secondo voi, di che cosa si sono parlati? Per esempio, il 28 febbraio per 4 minuti e 53 secondi. Ha illustrato la sala da pranzo? Così come mi si dice è stata fatta vedere ieri sera in televisione? Ci ha messo 4 minuti? Ma c'è di più. Sempre quel giorno, all'1:15, c'è un messaggio che dalla Pasquino arriva alla Ruby. Il 9 marzo 2010, il 9 marzo, attenzione Presidente, perché questa sarà una giornata importante, perché per tabulas, il 9 marzo, e Ruby dorme ad Arcore, c'è solo lei, non ci sono altri clienti, c'è solo ed esclusivamente Ruby. Né gli avvocati, abbiamo sviluppato tabulati di tutte le ragazze, quel giorno c'era solo lei e poi lo vedremo. Quindi il 9 marzo abbiamo 1:51 un messaggio della Pasquino, ancora un altro messaggio, alle 2:52 un altro messaggio della Pasquino, alle 2:52 un altro messaggio, alle 2:52 uno dopo l'altro, perché 2:52:34, 2:52:42, 2:52:43 e non riceve risposta. 5/4/2010 abbiamo un altro messaggio, uno all'1:56 e la Pasquino che lo manda alla Karima, che sicuramente è ad Arcore. Quindi quando lei mi diceva al telefono, sì, commentava, mi diceva che a parte avevano insieme, Presidente, è incontrovertibile che non solo vivevano insieme e quindi li poteva riferire quando tornava, ma addirittura era in contatto con lei durante le serate di Arcore, non una, più serate, si interfacciava con la Pasquino, fin quando poi succede quello che succede, come vedremo, e quindi il rapporto tra le due finisce.
A chi altro riferisce della frequentazione ad Arcore? Villa Giuseppe, che e anche in questo caso vedremo una discrepanza con poi il pubblico ministero San Germano, che puntualmente gli contesta tutto quello che aveva dichiarato, gli contesta i contenuti di alcune intercettazioni telefoniche, per arrivare poi alla stessa sostanza, un po' più faticosa, ma che si può riassumere in 2 righe. Sì, mi diceva che telefonava che frequentava Berlusconi, che veniva chiamata dall'agenzia di Lele More, che andava lì a fare anche la danza del ventre, che incontrava personaggi della politica e dello spettacolo, purtroppo vero per quanto riguarda la politica. Nell'udienza del 26/3/2012, ripeto con fatica, il pubblico, dopo che viene incalzato, dice sì, una volta al telefono ha anche riconosciuto la voce del presidente che l'ha chiamata, eccetera, eccetera. Naturalmente anche Villa, e questo è importante, uno dei protagonisti vicino alla Pasquino di quella, diciamo, della prima versione Ruby, prima del 14 e poi anche dopo, Villa sapeva perfettamente della minore età. Lo dichiara, lo ammette anche in dibattimento nell'udienza del 26/3, che era minorenne. Ora, altra considerazione che voi non potete non fare, soprattutto a seguito di quello che le risultanze, io direi i mattoni probatori che la Procura ritiene di aver portato, è che a fronte di tutte queste situazioni la Ruby rimaneva una persona che, per fare quello che faceva, non è che poteva dire ai suoi clienti che era minorenne, perché non tutti hanno la possibilità un domani di potersi scaricare, soprattutto in una giusta dimensione di tutela e quindi di anche impatto mediatico, sempre a tutela del minore, rispetto a dei fatti di gravità inaudita che sono successi in Italia rispetto ai minori, di violenze sessuali e quant'altro. Quindi, quando alcuni testi sentiti hanno detto che non sapevano, ma Villa dice che ma non aveva avuto rapporti sessuali perché era minorenne, che a noi poco interessa in questa fase, però è evidente che rispetto a certi personaggi con cui lei si sentiva più non in sintonia, di convergenze di interessi, sapevano perfettamente che aveva meno di 18 anni, come appunto Villa. Caroppo Stefano, che abbiamo sentito anche in dibattimento, anche lui dice di aver saputo da Ruby che conosceva il Presidente del Consiglio. E Samarati, che ho già citato, mi disse che frequentava la casa, che andava a fare la danza del verdo, fa delle sue deduzioni, però sono deduzioni, Presidente, che in un contesto probatorio di questo tipo devono avere un significato, perché provengono da un professionista del mestiere, in che dice una persona che fa quel tipo di mestiere, immagine, guadagna quei soldi, non può non fare sesso. Carrozzo Floriano, altra persona, teste, che ci dice che frequentava la casa del Presidente del Consiglio, a voler tacere ovviamente del dato documentale. Per ultimo abbiamo anche il nostro tassista che abbiamo sentito, il signor Matacielo, che in un'occasione accompagnerà la Ruby ad Arcore, e se voi vi rileggete l'interrogatorio di Ruby vedrete che lei, tra verità e falsità, comunque sulle prime volte, 14 è giusto, mi accompagna Fede però con la muina, come si dice al mio paese, della limousine, a un certo punto dirà pure che una volta è arrivata con un taxi, ed è vero, è arrivata con un taxi.
Quindi noi è documentalmente provato che non solo ha partecipato in altre occasioni, ma è anche dormito ad Arcore 20 e il 21 febbraio del 2010, perché abbiamo le celle che impegnano il suo tabulato dalle 22 del 20 febbraio alle 19:20 del 21 febbraio, tra il 27 e il 28 febbraio, dalle ore 22:33 del 27 all'1 del 28, il 9 marzo, il 4 e 5 aprile abbiamo tra le ore 23:12 del 4 alle 2:15 del 15 aprile, tra il 24 e 25 e 26 aprile 2010 e poi vedremo l'ultima volta dal 1 al 2 maggio. Ora, a questo dobbiamo aggiungere perché l'ultima volta, il 2 maggio prima del 27. Ricordiamoci che la Ruby si sposta dalla Lombardia e va in Sicilia dal 6 al 19 maggio, quindi non ha possibilità prima del fattaccio di recarsi ad Arcore perché si recherà in Sicilia. Ora, quali sono le altre presenze delle persone di cui ha ampiamente illustrato il collega San Germano? Alle altre giornate in cui peraltro Ruby dorme ad Arcore. Il 20 e il 21 febbraio ancora abbiamo la Berardi, Minetti e Fagioli e difatti vediamo che i primi contatti, diciamo, con parte delle frequentatrici di Arcore, con queste persone la minore ha contatti quasi subito. 27 e 28 febbraio ancora la Berardi, abbiamo Emilio Fede, abbiamo sempre la Minetti, Fagiolo, Barizonte, Cioffi, Floriana, Trevaini. Tra il 4 e 5 aprile abbiamo ancora Emilio Fede, abbiamo la Fagioli, abbiamo Visan, abbiamo la Toti Elisa, abbiamo Lele Mora, abbiamo Cioffi, abbiamo la Florina, la Nigro Roberta, Susa Camilla Fernandez, la Cunetta Gemma, Molena Cinzia. Tra il 24 e il 25 aprile abbiamo Emilio Fede, la Minetti, la Jespica, Marisonte Disney, Ferrera, le due gemelle, Loddo, Nigro, Sorcinelli. Il 26 aprile abbiamo invece Karima e Cuneta. Tra il 1 e il 2 maggio, ovviamente con vari orari, ovviamente Presidente, però è quello nel contesto generale, abbiamo Emilio Fede, la Minetti, la Visan, Lele More, Barisonti, Loddo Miriam, Ferrera, Nigro Roberta, Florina, Sorcinelli Alessandra, Susa Camilla Fernandez, Amargole Ioana, Ferrera Manuele. Ecco, mentre invece, come vi ho detto, il 9 marzo non abbiamo nessuno. Ora, che succede in questo periodo però tra queste, serate che si vanno ad enucleare condensate? Non solo, consentitemi anche ora con tutto problemi che possono gravare su un Presidente del Consiglio, è ovvio che le serate ad Arcore possono, ma sono poche, no, in un periodo al 14 febbraio in cui la Ruby diventa, secondo quello che vi ha illustrato San Germano, la preferita, quella più gettonata del momento, succede che partecipa quasi nella totalità non solo delle possibilità rispetto agli impegni che tutti noi immaginiamo essere tali per un Presidente del Consiglio, e quindi addirittura approfitta delle feste comandate, perché qua abbiamo Pasqua, abbiamo il 25 aprile, abbiamo il 1 maggio la festa dei lavoratori, cioè quando si può concentrare su una situazione dal 14 febbraio consideriamo che tutti gli spazi liberi sono occupati dalla minore. In quel periodo, dicevamo, c'è il litigio con la Pasquino e il trasferimento
il 27 aprile, come comincio dalle celle, con la consensuao, cioè la minore litiga con la Pasquino per questioni di fitto, di soldi che la Pasquino dice di non aver ricevuto, viceversa, e a quel punto decide di andarsene. E dove si trasferisce? Da una prostituta. Quindi dall'analisi dei tabulati noi vediamo che le celle che fino ad ora avevano acceso tarda serata, prima ore del mattino, quindi quando una persona logicamente sta nella propria abitazione, era nella zona di Corso Buenos Aires, dove peraltro poi vedremo che verrà fermata dai poliziotti. Mentre dal 27 aprile 2010 noi abbiamo l'aggancio nelle nuove celle compatibili con via Settale, che è l'abitazione in via Valloresi della Consensuao. Allora, la Consensuao Quandola sa o no della minorità di Ruby? Certo che lo sa, perché poi quella sera, e poi torneremo nel dettaglio, quando farà la famosa telefonata al 113, è lei stessa che dice che era stata fermata una ragazza di minorenne. Quindi è Consensuao che dice c'ha ancora 17 anni. Ergo, la Consensuao che faceva la prostituta, così come andremo ora a dimostrare, sapeva perfettamente che la Ruby era minorenne e, come vedremo, anche priva di documenti. Ora, aveva la Ruby, e già l'abbiamo detto, ma ricapitoliamo, disponibilità di denaro in quel periodo? Cioè prima di arrivare, quindi abbiamo visto prima che frequentasse Arcore, dopo che ha frequentato Arcore, prima di arrivare, diciamo, alla terza fase, che è quella del 27-28? Certamente sì, alcuni episodi ve li ho già riferiti. Partiamo dall'ultimo, facendo un passo indietro, scusatemi. La Consensuao non solo aveva detto e sapeva dei 17 anni, ma ricordiamoci che, e l'ho ammesso anche in dibattimento, che definisce Ruby, quindi la Consensuao, che sarà una poi delle protagoniste del 27-28, definisce Ruby una troia, così la indica nell'agenda Ruby Troia, creata 27 aprile 2010, lo conferma in dibattimento dicendo che faceva come lavoro la Oscar, lo conferma quando dice che la notazione Ruby Troia è perché Ruby le aveva confidato che faceva la prostituta. Quindi questa è la situazione che noi abbiamo anche quando e soprattutto quando la minore va a casa della Consensuao. Disponibilità di denaro. Cominciamo dall'ultimo episodio. Noi sappiamo che il 1° maggio, che poi la sera sarà l'ultima serata romantica ad Arcore, perché poi sarà, ripeto, il periodo siciliano e poi il fermo, la minore, mentre è nella zona di Corso Buenos Aires, insomma, diventa vittima di uno scippo, viene rintracciata la persona che aveva tentato di rubare la borsa, lei dichiara che c'erano 7.000 euro in contanti, effettivamente si recupera la somma di 5.500 euro in contanti, tutte da banconote di 500 euro. Quindi noi partiamo dall'episodio più vecchio, gli altri già ve li ho riferiti. Quindi noi vediamo che anche il 1° maggio la Ruby minorenne, senza un'attività lavorativa neanche apparente, senza che avesse fatto nulla nel mondo cosiddetto dello spettacolo, eccetera, eccetera, ha una consistenza di denaro notevole. Dato oggettivo. Se poi andiamo a ritroso, e quindi arriviamo prima della serata, del periodo, noi vediamo che anche la Consensuao dice che
riceveva soldi da Berlusconi. Dice sì, me l'ha detto lei, sempre, anzi riferisce che anche la volta che era stata fermata proprio il 1° maggio, la somma l'aveva ricevuta da Berlusconi in banconote da 500 euro. Ora sarà pure una coincidenza, però non solo noi banconote da 500, attenzione, le abbiamo trovate nel corso, come vedremo, delle perquisizioni a chi frequentava, ad alcune persone che frequentavano le serate di Arcolo, tra cui, lo ripeto, prostitute che andavano lì per prostituirsi a pagamento, ma anche banconote di 500 noi le ritroveremo documentalmente nel settembre 2010, quando, come vedremo, dopo una telefonata snervante con il povero ragioniere Spinelli, la minore verrà a Milano, prenderà una somma di denaro che gli darà Spinelli per conto di Berlusconi, ammontante, se non mi sbaglio, a 5.000 euro, verrà fermata perché ovviamente i telefoni erano sotto controllo e tutte le banconote erano costituite da banconote di 500 euro. Ora, quindi, prima di esaminare i fatti del 27 e il 28 maggio, facciamo un breve riepilogo su quelli che sono stati i protagonisti della serata. Allora, penso e sono sicura che vi ho fornito elementi sufficienti perché vi siate convinti, facendo riferimento ovviamente a tutta la fase istruttoria e tutta la documentazione prodotta, che Karima si prostituiva prima della frequentazione ad Arcore e, detto questo, le 3 persone che gli sono state vicino o lo hanno anche determinato, facevano lo stesso tipo di mestiere, erano proprio la Pasquino. E andiamo a lei. Dice di averla conosciuta alla Giasta Cavalli, che non aveva in quel momento dove dormiva, era ospita, pagava 850 euro, dopodiché litigano, come vedremo, e quindi si separano. Abbiamo visto che dal 27 aprile cominciano i primi contatti con Consensuao e dal 21 maggio, per l'esattezza, perché poi ci sono i periodi in cui si allontana, la cella agganciata è sempre via Villoresi. In quel momento, quindi, prima di esaminare quella giornata, Pasquino sa che la Ruby è minorenne, Consensuao sa che si è minorenne, anzi Pasquino sa, perché poi lo vedremo documentalmente, che si è allontanata da una comunità e che è priva di documenti. E forse sa la Pasquino che frequenta Berlusconi, che fa sesso con Berlusconi, che riceve denaro da Berlusconi, vede anche le disponibilità economiche, vede anche quello che riesce ad acquistare in termini di vestiti, in termini di borse, la minore, ed è forse anche questa la causa scatenante del dissidio, dell'invidia di una persona come la Pasquino, che arrancava in quel contesto purtroppo e che voleva anche lei e che non frequentava le serate ad Arcore, che avrebbe voluto fare quello, perché di questa realtà che noi stiamo parlando. E quindi, a causa evidentemente di questi contrasti comprensibili anche in una miseria di situazioni umane, ma comprensibili, e che evidentemente Pasquino esplode per una cosa e fa intervenire la polizia il famoso 27 maggio. Consensuao, altra protagonista, importantissima protagonista, è una prostituta. Basta leggere la sua rubrica
dove addirittura i dati creati risalgono quindi al 2009, al 2008, al 2010, quindi anche in periodi pregressi alle indagini di cui stiamo parlando. Ebbene, ci sono le indicazioni cliente Torino, cliente amico di Sandro, cliente di Dubai, insomma io non ve le voglio stare a leggere, Presidente, ma è pieno, tra cui abbiamo visto l'indicazione di Ruby Troia, perché poi lei differenzia Putana Troia. Poi, dopo una risibile interpretazione che ha dato innanzi ai pubblici ministeri, in dibattimento ha detto perché indicava una persona come Troia e una persona come Puttana. Detto ciò, è piena di clienti e se anche dagli SMS che sono estratti dai telefoni sequestrati sono inequivocabili. Amore, sto prendendo il taxi, amore, sono arrivata, scopa, arriva, dai, vuoi fare il monello, mi vuoi, insomma, evitiamo di leggerli tutti perché veramente sono imbarazzata. Ecco, però dal contesto delle telefonate, penso a quella registrata il 7/9/2010, quindi siamo anche in un periodo successivo ai fatti relativi alla concussione, quindi prima, dopo, la consensuò è una prostituta. A delle 12:24, dove mi dai niente, lavorando gioia scopri sempre, che lavoro fai altro, eccetera. E lo stesso Condorelli, che abbiamo sentito in dibattimento, che ci dice che aveva una relazione che in cambio la consensuale riceveva gioielli perché lui faceva il commercio di gioielli e perché lei preferiva in questo modo. C'è anche addirittura un contrasto serio con Condorelli perché una volta a casa aveva invitato degli amici e lei insomma si faceva pubblicità dando il numero di telefono agli amici di Condorelli. Quindi questo è il contesto della consensuale. Minetti, il ruolo della Minetti, io non posso spendere una sola parola in più rispetto a quanto vi ha già detto il collega San Germano. Va sottolineato che eravamo di fronte a un rappresentante delle istituzioni, un consigliere regionale della Lombardia, che però non so se a tempo pieno gestiva le case di Violgettina e tutto quello che comportava la sistemazione delle persone che poi si prostituivano lì, oppure era più invasivo il lavoro presso la Regione Lombardia. Questo non lo so, ma sta di fatto che aveva questo doppio lavoro. Uno, diciamo, alla luce del sole, pagato da tutti noi contribuenti, un altro non alla luce del sole, dove il suo ruolo, penso che spendere una parola di più sarebbe veramente forse anche deprecabile. Rapporti con il cavaliere Berlusconi, basti pensare a quanti soldi, e anche sono dati documentari, la Minetti ha ricevuto prima, dopo che c'è stata la Discovery e dopo. Sono stati addirittura pagati gli avvocati, i primi avvocati con i bonifici ricevuti dall'imputato. La Minetti sa perfettamente, quindi un altro protagonista che arriva prima, stiamo in corsa per arrivare al 27-28, oltre la Consensuale, oltre la Pasquino, anche la Minetti è consapevole della minore età della minore, sa che ha frequentato Arcore, sa che si è fermata a dormire, sa quello che succedeva ad Arcore, perché, lo ripeto, non posso ritornare su quanto già è stato riferito. E quindi è di tutta evidenza, per quello che poi ora andremo a esaminare, che la Minetti, nel momento in cui si precipita in questura, sapeva, quando riceve l'ordine, sapeva che la Karima era minorenne.
come lo ripeto, lo sapevano sia la Pasquini che la Consensuao, che sono i 3 protagonisti principali di quello che succede nel pomeriggio. Come, consentitemi, non potevano i funzionari della questura non sapere chi era Nicole Minetti e soprattutto il capo, il vicario del questore, che di ruolo proprio, più la sua funzione è quello di sovrintendere anche i rapporti istituzionali con il territorio e le massime cariche. Non solo, ma quindi arriviamo al 27 maggio che tutte e 3 queste persone, ma soprattutto, erano consapevoli che erano scappate da una comunità, che era minorenne ed era senza documenti. Quindi queste sono le 3 protagoniste che avranno un ruolo importante in quello che succede il 27 e il 28 maggio. Posso chiedere una sospensione di 10 minuti? Certo, pubblico ministero. Riprendiamo a 12:45.